Abbiamo sviluppato una macchina mobile che può essere destinata a diversi tipi di riciclaggio ed è in grado di estrarre sostanze rare o pregiate da apparecchi elettronici vetusti, principalmente metallici. Può estrarre oro, argento, ittrio, litio e simili. Il macchinario è interno a questo container attualmente posizionato alla periferia di Belgrado. L'idea è dotare piccole aziende di nuove tecnologie per estrarre metalli preziosi da resti elettronici. Questo a titolo di esempio è una polvere che si trova nei tubi catodici, ma questa parte di rifiuto che contiene una grande quantità di ittrio, circa il 10%, è stata generalmente inviata in discarica. Anche i tubi catodici non si sprecano, vengono polverizzati e purificati. I nostri processi possiamo immaginare come quando noi la mattina facciamo il caffè. È un'operazione cosiddetta di lisciviazione. L'acqua che passa su questo solido e quindi solubilizza quello che poi è il caffè. Ovviamente per aiutare il recupero, diciamo, di questo elemento, quale per esempio l'ittrio, che si trova per esempio in questa polvere, aggiungiamo anche dei reagenti chimici che permettono questo recupero. I resti assomigliano a una morchia in cui di fatto l'ittrio è un elemento capitale per fabbricare i LED. Ma quali altri rottami sono ricchi di metalli preziosi? I PC, i notebook, i lettori DVD, gli adattatori, le luci fluorescenti, le lampadine, i monitor TV, le batterie, gli schermi a cristalli liquidi e non solo. La Reciclaza a Belgrado è partner europeo per sviluppare questo sistema. Obiettivo dell'azienda nell'Europa dell'Est è raggiungere gli stessi standard di riciclaggio dei concorrenti occidentali. Si può immaginare che la nostra attività qui duri un mese, poi ci trasferiamo da un altro riciclatore più grande, poi passiamo 2 mesi in Romania e così via.